Rotonda vittoria interna per la Vigor Perconti di Ruperto, battuto per 5-1 il Giardinetti con gol di Conte, Lucino, Bloise, Orlandi e Fiumara di Gaglieti su punizione, la rete della formazione allenata da Manieri. Prima occasione dopo 5 minuti di gara ed è della formazione ospite con Gaglieti servito da Fiore, colpo di testa alto sopra la traversa. Poco più tardi ancora la coppia Gaglieti-Fiore, sinistro, stavolta del numero 9, alle spalle, alle stelle. Vigor Perconti che va in vantaggio al 19esimo del primo tempo, palla in profondità, incomprensione della difesa ospite e Conte si inserisce alla perfezione, porta vuota e 1-0 in favore della Vigor Perconti. I Blaugrana raddoppiano al 38esimo, punizione battuta da Principessa che colpisce il palo, Lucino è lì e non può far altro che mettere in rete 2-0 ed è il raddoppio. Il Tris arriva a stretto giro di posta con Bloise, inserimento perfetto sulla destra e conclusione vincente 3-0 ed è così che si chiude la prima frazione di gioco. Ad inizio ripresa il Giardinetti accorcia le distanze 3-1 su splendida punizione di Gaglieti sotto l'incrocio dei pali. Punizione Vigor all'11esimo, colpo di testa al lato non di molto. Al quarto d'ora Blaugrana ancora in proiezione offensiva, Orlandi ruba palla in area di rigore e cala il poker per i padroni di casa 4-1. Finale con occasione per Giulietti della Vigor Perconti. Il numero 11 prova a mettere palla dentro e arriva il calcio di rigore in favore della Vigor Perconti che chiude con Fiumara il 5-1 finale.